Si è cominciato da queste damigiane che quel terribile 4 agosto sono volate, state letteralmente buttate in mezzo alla strada. Lei le ha recuperate? Le ho recuperate pensando di poter fare qualcosa a Natale, non sapevo ancora cosa, poi l'immaginazione va e mi è venuto in mente di farle come bocce di Natale illuminate con delle lampadine dentro. La forza dell'immaginazione, la forza della speranza, la forza del riscatto. Dopo il disastro di quest'estate, ricorderete, con un intero paese messo in ginocchio dal maltempo, un gruppo di donne e uomini di Solagna ha deciso di seminare tracce di rinascita per le vie, i borghi, gli angoli del piccolo comune della Valbrenta. Tutto materiale di riciclo con l'aiuto dei mariti del paese, perché qualunque cosa abbiamo bisogno facciamo una telefonata e tutti ci aiutano, e così un po' alla volta siamo riusciti a abbellire anche quest'anno il paese. Un gioiellino che vuole far sentire e vedere la sua bellezza grazie all'impegno di chi ama la sua terra, e in questo Natale così strano, così difficile, critico, la volontà di mostrare d'essere davvero comunità. Il messaggio che vogliamo dare, sicuramente anche coinvolgere altre persone. E abbiamo iniziato così dalla piazza, poi piazza 4 novembre, fino a via 4 novembre, grazie a tante persone. Speriamo di coinvolgere anche la zona dei Cavallini, la zona dell'Arco, e speriamo che tutto il paese piano piano riesca ad abbellire tutta Solagna, anche per cercare, siccome Solagna è bellissimo, di cercare di far venire tanta gente a Solagna. E un messaggio viene lanciato. Noi facciamo il tifo perché tutto ritorni come prima, meglio di prima.